Su un vassoio. E allora li facciamo intronare, i campioni nazionali, divisione junior Simone Zucchelli, divisione junior Martina Canto. Ecco perché dovevamo aprire la porta! Andrea passa la testa. Marcello, sei in mezzo. Marcello! Facci vedere la Martina. Vabbè. Io che vuol dire? Bravi! Allora, che cosa volevo dire? Campione nazionale. Ah, di qualcosa. Cosa? Facciamo cantare? Dimmi Pokémon! Ti faccio cantare la canzone pure a te. No! No, vi prego, no! No! Siamo troppo vuoti! Dai, benvenuti qui in Pokémon Go, siete pronti o no? Allora, innanzitutto devo ringraziare i miei compagni di team qua, Alberto 1 e Alberto 2, e ovviamente chi vince Alberto quello forte. purtroppo non abbiamo preso in considerazione, quindi non ho niente di più di loro due, abbiamo lottato tutti e tre insieme e meritavano anche di più di me, forse alla fine sono qua io, ma giusto ricordare anche loro perché alla mattina per averci tra virgolette scoperto 5 anni fa, per aver avuto la pazienza di rispondere al telefono quando chiamavamo sempre per informazioni sui tornei, sulle leghe, quando non conoscevamo niente. Dobbiamo liberare l'albergo, Andrea. Quindi se non fosse per loro ovviamente non ci saremmo mai trovati in questo stato organizzato. Gli avversari voglio ringraziare tutti perché è stato veramente bello giocare contro tutti, in particolare voglio ringraziare Simone nella semifinale, in quanto è anni che gioco con lui, gioca sempre bene, quest'anno è andata bene a me, per dargli un suo posto, però veramente un gran giocatore si è meritato di essere stato campione nazionale per 2 anni. Adesso va, Leone. Oggi volevo ringraziare Alessandro e la famiglia, anche Fabrizio, Maria Rosa e tutti, perché hanno dimostrato con questo torneo di essere veramente dei giocatori astuti, preparati, alla fine meritavano forse loro di vincere, sono arrivati da un passo da realizzare questo sogno, è andata così, ma veramente complimenti a loro perché hanno fatto una bellissima figura. Volevo ringraziare le persone che mi sono state vicine e che non sono qui, tipo Alessio Pazzarella e Flavio, con cui ho giocato tantissimi anni, quasi non ci sono, ma anche i miei che stanno sopportando dopo ogni anno di missione. Per ultimi, volevo ringraziare tutti voi perché, insomma, indubbiamente oltre alla competizione c'è altro, cioè si sta insieme, ci si aiuta.
aiuta, ci trovo sempre, io vedo che nella vita queste occasioni vengono sempre meno, quindi se c'è un motivo per trovarsi, stare insieme, divertirci insieme, aiutarci, è giusto promuovere questi eventi e non vergognarsi se gli altri si prendono per il giro, se qualcuno ti dice che non è giusto fare questo, perché quello che facciamo è giusto, non abbiamo più tempo, tutti via. Ma quando sei te che devi allora, sono stai il primo classificato a tutti e tre. Prego. La marcia. Eccolo, la mia valletta. No. Che bella. Bravo. Fortissimo. Simone? Dove vuoi andare? Non può dimenticare qualcosa. Brava. Che cosa andiamo a terra? Bravo. Adesso non si vede. Non vedi proprio. Bravo Matteo. Accurato. Infamissimi kit di gadgets che ormai però ci sono con una cosa nuova. Mi hanno contento. Andrea, eccola qua. Eccola qua. E un po' sulla borsa. E veniamo di là, vedi? Lancia il trofeo al pubblico. Ma soprattutto questi, che sono finti, però rappresentano l'idea che non andrete, perché no, andrete come ai campionati del mondo, tutti belli spesati a partecipare a nome dell'Italia, insieme a tutti coloro che non vanno a essere Fa molto finlandia queste cose. E i soldi? Dopodiché, vi ricordo che $200, rinnovo i nostri migliori complimenti e vorrei fare un applauso per i campioni nazionali. A posto? Allora, è la prima cosa, volevamo salutarvi e ringraziarvi, volevo ringraziare a nome del nostro organizzato lo staff del campionato nazionale di volley qua che non ho salutato per il risultato di tutto del torneo. Antonio, Pino, Mario, Alvaro, Elisa, grazie veramente a tutti. Grazie di essere stati qui con noi, veramente il gruppo, non chissà dove saremo, se ci saremo,